Più sicurezza e sostenibilità dando un'alternativa ai mezzi privati. Anche quest'anno i comuni della Costa del Tigullio hanno deciso di investire in un servizio di bus notturno che sarà attivo tutti i giorni dal 1 luglio al 31 agosto. Rispetto agli scorsi anni sarà gratuito per gli utenti. La gestione è stata affidata a TDC Autoservizi SRL. Lunedì mattina è stato presentato il servizio. Un servizio che è da 4-5 anni ormai che insieme agli altri 5 comuni andiamo a offrire ai nostri residenti, ai nostri ospiti. È pensato principalmente per i nostri ragazzi per farli andare in sicurezza, ma non solo, perché poi viene utilizzato da tutti. Quest'anno non c'è più AMT, c'è un'altra società, ha vinto la gara ed è totalmente gratuito. Quindi Mezzo pubblico che vuole andare incontro a un target che sono i giovani, questi giovani che girano tantissimo di notte, per cui è anche una prevenzione per poterli aiutare a viaggiare in sicurezza. I comuni aderenti sono Seste Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo e Santa Margherita Ligure. Le fermate sono nei pressi delle stazioni e nei punti di maggiore interesse del territorio, i capolinea in piazza Matteotti a Seste Levante e vicino al Covo di Nord-Est a Santa Margherita. La prima corsa parte alle 23:30 e il servizio rimane attivo fino alle prime ore del mattino. Credo che sia molto utile perché soprattutto va a raccogliere un'utenza che in certi momenti, magari anche della notte, soprattutto per i genitori che hanno i figli in giro, può dare un buon servizio, ma sarà utile anche credo per quelli che vogliono andare al ristorante, magari da Lavagna vanno a Sestri oppure a Santa Margherita, a Chiavari. Abbiamo voluto aderire perché ci crediamo fortemente, noi abbiamo una discoteca molto importante sul nostro territorio, un'attrazione per molti giovani e questa è una possibilità per appunto chi vuole divertirsi di farlo in sicurezza e tornare a casa con tranquillità il giorno dopo.